Ecco, dal punto di vista pratico e tecnico, come si sono svolti i soccorsi? Siamo arrivati e subito all'arrivo si è capito che l'incendio stava correndo abbastanza velocemente, avevamo tutte le lingue di fuoco che venivano fuori dalla finestra. Una prima squadra ha tentato l'attacco direttamente dalle scale d'accesso, quindi dal vano scala, e nel frattempo è arrivato il supporto anche l'autoscala e dopodiché, una volta arrivato quel mezzo, abbiamo tentato l'attacco anche dalla finestra, quindi con un doppio punto d'attacco siamo riusciti a confinare e a limitare l'incendio esclusivamente all'interno di un appartamento. Ecco, diverse le persone portate in salvo e abbiamo visto anche degli animali. Sì, quando siamo arrivati fortunatamente buona parte degli occupanti avevano già abbandonato i propri appartamenti e erano rimaste 2 persone intrappolate nell'appartamento completamente opposto perché appunto non avevano sentito l'incendio, e quando hanno tentato di uscire dal corridoio, il corridoio era invaso di fumo e pertanto si sono chiuse dentro, e quando siamo arrivati erano in un balcone che chiamavano, e attraverso una scala italiana che abbiamo sempre sui nostri mezzi fortunatamente siamo riusciti a portarli giù di peso, 2 signore con un cane. Successivamente poi abbiamo scoperto che in altri 2 appartamenti vi erano 2 gattini e abbiamo portato giù anche loro. Ecco, adesso il vostro via vai per anche recuperare alcuni oggetti personali. Sì, diciamo che vari occupanti adesso stanno richiedendo ovviamente supporto per recuperare medicinali e beni di prima necessità, lo stiamo facendo, attendiamo un po' di tempo per far raffreddare un po' l'ambiente, per pulire un po' l'aria, e dopodiché andremo per singola abitazione per effettuare una verifica strutturale e capire se ci sono le condizioni per far rientrare qualcuno, difficilmente entro oggi ma verosimilmente a partire già da domani.